Maria non è soltanto madre, patrona, modello, tutti termini riferibili alla devozione carmelitana, ma anche sorella. Così il vescovo, celebrando la festa di Nostra Signora del Carmine questa mattina a Castiglione Chiavarese. Gesù, d'altra parte, ha spiegato, ha messo l'uomo nella condizione di essere figlio di Dio, dunque suo erede. Questo sguardo di famiglia ci riguarda, ha detto Monsignor Tanasini. Di qui l'invito alla fraternità, richiamando uno dei punti fermi delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, vivere come fratelli. Lo siamo, fratelli. Lo siamo nelle nostre comunità, ci impegniamo a vivere questo rapporto profondo, basato sull'appartenenza unica al Padre che sta nei cieli, avendo come madre Maria, ecco l'impegno della fraternità. Essere fratelli vuol dire non essere estranei, stimarsi, aiutarci, sostenerci, al di là delle simpatie, delle appartenenze, superando i motivi di divisione, di gelosia. Nostra Signora del Carmine è dunque una festa che a Castiglione Chiavarese, come nel resto della diocesi, richiama il concetto di casa e famiglia, recupera il senso materno di Maria. Tante le persone che hanno partecipato alla messa e che vivono la festa come un momento di incontro immancabile con la Vergine. E li vedi venire, sostare davanti a Maria e io mi immagino quante cose consegnano a lei, davvero in una confidenza proprio materna. Quindi anche qui a Castiglione questa festa è molto sentita. Queste realtà sono forse le uniche che sono rimaste, che possono veramente radunare tutti. Vengono da diversi posti, perché tanti da qui magari sono a Chiavari, a Sestri, anche a Genova, però li vedi ritornare proprio per questa circostanza. Quindi posso dire in una parola che io sperimento questa festa come una festa di famiglia, in casa proprio.